occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in queste ore Donald Trump sta prendendo a picconate uno degli ultimi residui ideologici dell'era Obama, il fondamentalismo green, l'eco-talebanesimo antieconomico. A annunciarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, che ha detto: sarà il più grande atto di deregolamentazione nella storia americana. Sapete che la deregolamentazione è una parola d'ordine all'origine delle stagioni migliori da un punto di vista economico della storia americana, anche recente. Era la parola d'ordine, una delle parole d'ordine della Reaganomics, della grande stagione di Ronald Reagan, che fece risorgere gli Stati Uniti non solo come credibilità di potenza, ma anche e soprattutto come forza economica. Ebbene, questo atto che ha anticipato in anteprima al Wall Street Journal consiste in un grandioso atto di deregolamentazione rispetto alla costruzione negli Stati Uniti, la terra per definizione dell'impresa individuale, dello Stato che arretra, delle praterie anche fisiche aperte per la libera intrapresa. Ebbene, in una nazione che ha questa storia, questa antropologia, Barack Obama costruì un Moloch burocratico, diciamo con la parola d'ordine iperdirigista, di farla finita con i combustibili fossili e di aprire le magnifiche stagioni e progressive delle rinnovabili, delle pale eoliche, dei pannelli solari, quelli che mise già Carter sulla Casa Bianca, il vero predecessore di Obama, e simili amenità. Appunto, il Wall Street Journal ha riportato che l'intenzione dell'amministrazione è smontare l'architettura normativa che è sostenuto da Obama in poi le politiche climatiche federali. Già l'idea che esistano delle politiche climatiche federali in base a cui bisogna decidere quali automobili usare e quali no, per esempio, è da un punto di vista trumpiano una bestemmia. Un funzionario vicino a questo nuovo dossier avrebbe spiegato al Wall Street Journal che la valutazione del 2009 non riflette più le priorità economiche e strategiche del paese. Un altro consigliere della Casa Bianca avrebbe detto: il carbone resta una risorsa strategica nazionale, mettendolo in relazione con la necessità di garantire sicurezza energetica e indipendenza industriale in un contesto globale sempre più instabile. Sicurezza energetica e indipendenza industriale. Sono queste anche le direttrici per rifare grande l'America, non imbrigliarla in paturnie ideologiche che la renderebbero, l'hanno resa sotto Barack Obama una sorta di parodia del vecchio continente, e in questo modo farla tornare anche potenza geopolitica principale. Sostanzialmente si tratta di, dal punto di vista di Trump, di conseguire anche un altro obiettivo. Lo ha spiegato bene oggi Fabio Dragoni su Libero, e cioè sostanzialmente di abbattere il costo dell'energia. E scrive giustamente Dragoni su Libero: l'unico modo è aumentare l'offerta a parità di domanda. Ci sono dei dati da questo punto di vista inequivocabili. Fatto 100, scrive Dragoni, il limite massimo di energia producibile, una centrale a carbone, a gas e nucleare può arrivare a produrre tranquillamente 85, 90, 92, un pannello solare 23. Direi che questi numeri facili da mettere in fila rendono l'idea più di tanti trattati o di tante sceneggiate ideologiche su cosa vuol dire sicurezza energetica, costi dell'energia, indipendenza industriale, e sulle tante ragioni di Trump nel suo assalto a questo residuo dell'era Obama.
Ecco, mentre Trump fa questo dall'altra parte dell'oceano, speriamo che qualche euroburocrate dai suoi uffici di Bruxelles lanci lo sguardo al di là della sua finestrella e del suo ufficetto dove decide i diametri delle nostre verdure e le rotazioni nei campi dei nostri agricoltori e capisca che forse è davvero ora di farla finita con le paturnie green che in Europa hanno assunto la veste ancora più folle del Green Deal. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.